Benvenuti e ben ritrovati. Questo è il secondo webinar del Festival della Cucina Veneta, edizione 2020, ovviamente un'edizione digitale, come abbiamo già detto nella prima occasione. Perché? Perché doveva essere fatto in versione, diciamo, in presenza in quel di Treviso e purtroppo come sapete, questa situazione particolare abbiamo dovuto ovviamente utilizzare la rete per dare voce alla cucina veneta e ai suoi prodotti. Oggi proprio l'argomento di questo nostro incontro con molti relatori ospiti che vedete già collegati è proprio dai grandi prodotti, una grande cucina, la cultura del cibo in Veneto. E quando parliamo di cibo parliamo di cultura. Prima di dare la parola a tutti i nostri ospiti, io la darei a Paolo Catossidis, presidente di Cultura e Cucina e organizzatore e ideatore del Festival della Cucina Veneta, che come nel primo appuntamento ci apre questo nostro webinar e ci spiega il perché è stato scelto questa tematica. Allora, buongiorno a tutti, sono veramente felice e soddisfatto di questa partecipazione. Noi abbiamo iniziato questi incontri digitali del Festival della Cucina Veneta affrontando il tema della cucina fusion, no? Un titolo che Repubblica, quindi il primo quotidiano nazionale, diede alla cucina veneta anche a livello quasi proprio premiale. Oggi invece abbiamo un argomento secondo me molto importante e riguarda anche la cucina, chiaramente l'espressione di un territorio. Gli abbiamo dato questo titolo: da grandi prodotti una grande cucina, la cultura del cibo in Veneto, perché secondo noi la cucina non è riducibile solamente all'atto del mangiare, diciamo così, come bisogno chiamiamolo fisiologico, bensì insiste su quello che è un patrimonio, no? Un insieme di conoscenze, di tradizioni che per quello che riguarda il territorio del Veneto sono sedimentate da, non si parla di secoli, ma bensì millenni. Quindi abbiamo cercato di invitare degli interpreti, ecco, del prodotto del territorio, cercando di rendere, diciamo, questa riunione, no, variegata, ma direi anche molto puntuale. E quindi secondo me trattare del cibo non significa anche approfondire, e dal mio punto di vista è importante anche la presenza dell'assessore della cultura della Regione Veneto Corazzari, che tra l'altro ha anche la delega della pesca. Quindi mano a mano che entreremo nell'argomento sicuramente i temi sono molti e molto interessanti. Grazie Paolo, assolutamente, anche dell'idea. Speriamo appunto nel 2021 di realizzarla anche dal vivo, e hai fatto un assist, a questo punto io lo colgo per dirla in termini molto calcistici, e quindi io passo la parola all'assessore Cristiano Corazzari, assessore alla cultura e, come hai detto tu, anche con delega alla pesca della Regione Veneto, perché appunto sempre di più, e anche in questo momento in cui tra virgolette non ci possiamo muovere così tanto, è importante sedersi attorno alla tavola, preparare qualcosa di buono, andarlo a degustare anche nei nostri territori, perché questo significa anche valorizzare quelle che sono le tradizioni e le bellezze venete. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Per me è un piacere portare il saluto della Regione del Veneto e anche l'occasione per complimentarmi per questa vostra iniziativa, questo Festival della Cucina Veneta, che nonostante tutte le difficoltà organizzative, ma con il tipico spirito e la determinazione di noi veneti nel voler raggiungere comunque i nostri risultati, portate avanti. Penso che sia un segnale positivo, a maggior ragione in un momento come quello in cui viviamo. Parlare di cucina, parlare di prodotti del territorio significa riuscire a rafforzare quel legame che noi abbiamo con le nostre tradizioni, con la nostra identità culturale, e avere anche un veicolo di forte promozione del nostro territorio e delle proprie eccellenze nei confronti dell'esterno, quindi del resto del mondo, perché ormai vediamo come con i mezzi di comunicazione anche l'argomento cucina sia diventato uno dei punti focali su cui tutta la comunicazione nelle sue varie espressioni si muove. Devo dire che un particolare passaggio vorrei farlo nei confronti della ristorazione, che in questi giorni sta soffrendo moltissimo. È uno di quei settori che più di molti altri
sta pagando il distanziamento sociale, le limitazioni di movimento e di orario che noi tutti ci siamo imposti a fronte dell'emergenza sanitaria. E questo lo accomuna molto il mondo della ristorazione a quello della cultura, perché anche la cultura per propria natura prevede la relazione tra le persone, lo spettacolo dal vivo, la socialità, e quindi anche nel mondo culturale si sta attraversando questa fase che deve essere un momento per farci anche rendere conto di quale sia l'importanza di questi comparti per tutto il nostro sistema economico. Quando si parla poi di prodotti del territorio, di eccellenze del territorio, di gastronomia, di enogastronomia, si riesce anche ad avere un mezzo formidabile per raccontare il territorio. Si è detto, per esempio, parlando del Prosecco, il vino più esportato che abbiamo, forse il primo nel mondo, che il Prosecco ha conosciuto questa grande crescita nel momento stesso in cui alle proprie caratteristiche organolettiche e commerciali ha saputo aggiungere il racconto di un territorio, di una storia, e questo ci ha portato a raggiungere risultati incredibili, ultimo dei quali la realizzazione del sito del patrimonio dell'UNESCO sulle colline del Prosecco. E questo, pensate, da come questo binomio tra prodotti enogastronomici e territorio possa poi essere quindi una molla formidabile anche per far conoscere, per promuovere un territorio e quindi per creare lo sviluppo di un territorio sostenibile e sicuramente coerente con quello che è un percorso storico. Ritengo che in questa direzione abbiamo delle grandissime potenzialità come Regione Veneto. Siamo la prima regione in Italia, e questo lo eravamo nel settore turistico prima dell'emergenza Covid, ma siamo la prima anche regione per varietà di offerta, per ricchezza di offerta culturale ed enogastronomica. La nostra difficoltà è qual è? È quella di riuscire a mettere in rete tutta questa ricchezza e quella di riuscire a coordinare un messaggio che faccia grande il Veneto con le proprie eccellenze. Ragione per cui la vostra iniziativa è quanto mai opportuna ed utile, e io nel darvi il saluto mi congratulo ancora con voi per quello che fate. Grazie. Grazie Assessore, noi ovviamente la ringraziamo e anche per il suo lavoro che sta facendo, e come abbiamo detto è un'occasione per valorizzare ancora di più il territorio, quello di dare voce anche alla cucina e anche in questo momento storico particolare. A proposito di prodotti sicuramente tipici, non possiamo non pensare al pesce. Io vedo già dietro Emanuele Mazzaro anche tutti i vari loghi. Emanuele Mazzaro è direttore del mercato ittico all'ingrosso di Chioggia, intanto deve essere con noi perché sicuramente possiamo dire qualcosa anche su questo versante, quello della pesca, anche in un momento storico in cui sappiamo che c'è una contrazione ovviamente dei consumi, i ristoranti che possono rimanere aperti fino a un certo punto, però la richiesta c'è e il lavoro c'è e un'eccellenza pure. Sì, buongiorno a tutti, vi ringrazio dell'invito e anch'io mi accodo all'assessore e vi faccio i complimenti per l'organizzazione dell'evento. Il mercato ittico di Chioggia è un mercato che ha un fatturato di 40 milioni di euro annui circa, e ha poi la prima flotta per numero di pescherecci d'Italia, quindi è un mercato importantissimo. Tra l'altro molti non sanno che fa parte di un distretto ittico che va da Chioggia a Rovigo e che ha un fatturato a livello europeo di 800 milioni ed è il primo distretto ittico d'Europa e che riguarda oltre e contiene oltre 2000 aziende e, come ho detto, un fatturato così importante. È un settore fondamentale chiaramente per la città, ma direi per tutto il Veneto, tutto il nord-est e non solo, per tutta Italia. È un settore che indubbiamente ha subito la crisi derivante dal Covid. Già a marzo-aprile c'è stata una riduzione del 50% del fatturato, poi adesso di nuovo purtroppo con le dei ristoranti abbiamo avuto una diminuzione di circa il 20%, però rimaniamo aperti, il prodotto comunque viene venduto. Io temevo sinceramente che molto del prodotto rimanesse invenduto, e invece devo dire che nelle aste, che qui ce ne sono 2 al giorno, uno pomeriggio e uno di notte,
alle 3 di notte, alle 3 del pomeriggio, e il prodotto viene sempre venduto. Purtroppo magari a prezzi bassi, ecco, questo è un elemento che incide sulla vendita del prodotto e quindi sull'economia anche dei pescatori e dei commercianti e dei commissionari che sono soggetti che vendono il prodotto, però il prodotto viene sempre venduto. Poi ricordo che la particolarità del mercato ittico di Chioggia è anche quello di avere un prodotto a 360 gradi. Noi diciamo spesso c'è un prodotto che viene pescato in mare, un prodotto che viene pescato in laguna e allevato nelle valli. Quindi qui si trova un po' tutto il prodotto che poi andiamo a comprare, e ognuno di noi compra nei supermercati, nelle grandi catene di distribuzione o nelle pescherie, oppure cerca nei ristoranti. Quindi passiamo dai crostacei, molluschi, pesci normali, quindi c'è un pesce azzurro molto importante, oltre il 50% della commercializzazione riguarda il pesce azzurro, ma poi chiaramente non si possono ricordare le moecche, i canestrelli, i fasolari, le capesante e le sogliole, che vanno molto forte, le triglie, i branzini, le seppie, quindi insomma un prodotto a 360 gradi. E noi continuiamo a essere aperti, adesso speriamo chiaramente che la situazione migliori e migliorando di implementare nuovamente il nostro fatturato per arrivare nelle case di tutti quelli che ci ascoltano, di tutti tutti coloro ai quali piace il pesce. Sono tanti, anche perché il prodotto ittico ha caratteristiche organolettiche uniche e va assolutamente consumato. Grazie Emanuele, tra l'altro ci siamo trovati poco tempo fa proprio per festeggiare anche il mercato ittico con una storia assolutamente importante, ma magari ne parleremo nella seconda parte. Io vedo che si è collegato con noi anche Renato Malaman, giornalista enogastronomico e scrittore. Renato, ti vediamo in macchina, ma sei collegato se non sbaglio, ti senti? Sì, buongiorno a tutti, mi sentite bene? Assolutamente sì. Bene. Guarda, allora, io so che a proposito di prodotti, tu in particolare ce n'hai uno nel cuore o comunque per il quale stai lavorando alacremente per portarlo alla ribalta, anche se non sarebbe, perché già la ribalta c'è anche a livello europeo, se non sbaglio, e questo prodotto sono i bigoli di Monteortone. Un prodotto, come dicevamo quando ci siamo sentiti, da sagra inizialmente, che adesso sta diventando un prodotto tipico, se non sbaglio. Sì, sono i bigoli di Monterosso, che è un'altra frazione di Abano Terme, ed è una bella esperienza a tutto tondo, perché questo prodotto, che è stato reso famoso da una sagra che ha compiuto l'anno scorso 30 anni, quest'anno ovviamente non si è svolta, ma è una sagra che è arrivata nelle stagioni migliori a fare anche 20.000 coperti. Sono bigoli che vengono prodotti al torchio, a mano, in batteria, ed è spettacolare vederli in azione. Allora, quando siamo stati chiamati a far parte della commissione per decidere il piatto tipico di Abano Terme, io, il preside dell'istituto alberghiero, il presidente dei cuochi locali, quello della Mira, insomma ci siamo guardati negli occhi. Il problema non è quello di decidere qual è il piatto, perché il piatto sicuramente è questo, perché come vengono fatti lì è una ricetta che hanno solo loro e che ha avuto un grande successo proprio popolare, ma era come sdoganare questo prodotto per renderlo anche uno strumento di promozione del territorio, perché qua è la vera sfida, cioè di creare proprio un ambasciatore dal punto di vista enogastronomico di una località che è famosa per le sue terme, che è un settore turistico alberghiero molto importante, il bacino termale più grande d'Europa, anche se come tutti in questo periodo sappiamo bene in che situazione sta vivendo, però è un distretto da 3 milioni e mezzo di presenze l'anno, per cui mancava, ecco, proprio questo piatto tipico. Cosa abbiamo fatto? In pratica ci siamo raccordati col comitato della sagra, perché chiaramente il comitato è custode della ricetta e andava coinvolto in questo percorso, assolutamente, funge un po' anche da garante, ma la scommessa è quella di intanto creare un marchio che identifichi questo prodotto, un marchio che possa circolare, essere chiaramente identificabile, ed è stato fatto anche un bel lavoro con questa T stilizzata che rappresenta i bigoli, ma anche convincere dei pastai artigianali locali a prendere questo marchio dal comune
perché il prodotto è già deco, e produrlo nella versione fresca, ma fresco anche a temperatura controllata. Per cui ecco, queste 3 prime aziende pioniere che io nominerei anche perché hanno accettato questa sfida, e sono la Ghirlandina di Abano Terme, la casalinga della Cella Padova e il pastifcio Artusi che intende anche come dire, fare il fresco confezionato da portare fuori Abano, fuori probabilmente anche all'estero. Ecco, questo prodotto che diventi anche un souvenir per l'ospite delle terme, che diventi una presenza ben identificata nei menu degli alberghi e dei ristoranti della zona. C'è già un accordo di massima con le categorie, quindi quella degli albergatori, quella dei ristoratori, ne è stato parlato con l'Appe, con il settore artigianale, ecco, proprio perché questo diventi una voce sola, diventi una scommessa di tutti. Questo percorso che è durato qualche mese, poi ha avuto anche già delle manifestazioni a livello locale di una certa visibilità, che con un buon successo di pubblico, ha avuto anche attenzione da parte della stampa locale fin dall'inizio, ma anche di quella straniera, perché sono già usciti dei pezzi in Germania, in Austria, e se non ci fosse stato questo problema del Covid, a quest'ora li avremmo già negli scaffali o appunto cioè nel settore fresco di certi negozi, ma soprattutto ecco, anche nelle botteghe artigianali. Mi piace raccontare questa storia perché è l'esempio di come un prodotto umile come quello dei bigoli, di cui ovviamente è depositario l'intero Veneto, che qui assumono una connotazione particolare, possono diventare un bel traino restando anche vicini alla gente. Ecco, questo anche mi interessa sottolineare, perché la gente lo sente proprio, cioè non si va a parlare di cose che non appartengono alla memoria, ma di fatto in realtà fanno parte del vissuto quotidiano. Diciamo che l'operazione ci ha dato molte soddisfazioni anche a livello umano, proprio perché la gente ha capito lo spirito con cui il comune si è mosso, la commissione ha dato il suo contributo e anche chi ha avuto modo di partecipare a questi eventi che sono stati fatti finora a carattere un po' sperimentale proprio per assaggiare il prodotto ha dato un positivo riscontro. Allora, grazie Renato, perché ci hai parlato appunto di come un prodotto può far crescere poi il territorio e come può farlo conoscere anche, diciamo, non qui vicino, ma anche da altre parti. Io passerei la parola alla vice sindaco del comune di Treviso, Andrea De Checchi, anche perché in realtà tutto questo si sarebbe potuto fare in quel di Treviso, in teoria, se fossimo stati in un'altra situazione. Purtroppo non è così, ma confidiamo di venire a Treviso prossimamente su questi schermi e di parlare proprio di promozione del territorio, perché anche Treviso ha molti prodotti tipici e anche molti eventi legati alla cucina che possono fare grande Treviso e la Marca e tutto il Veneto. Sì, assolutamente sì. Io Sì? spero che mi si senta perché non essendo in sede abbiamo realizzato un collegamento di fortuna, quindi mi scuso anche per le immagini precarie. Devo dire con dispiacere nello scenario naturalmente drammatico della pandemia, uno degli elementi che ci ha portato un maggior dispiacere è stato proprio quello di non poter realizzare un evento sul quale avevamo creduto fin da subito ed eravamo pronti a investire nella misura in cui questo evento dovesse divenire ripetitivo, quindi non semplicemente un evento, ma qualcosa che poi potesse diventare o poter avere o assumere le caratteristiche di un festival. Perché dico questo? Perché l'elemento enogastronomico non è semplicemente qualcosa che attraversa un momento della vita di una città, di una comunità politica, territoriale, ma è un qualcosa che ne fa parte in maniera continuativa
e permanente. E proprio in tal senso noi volevamo che questo tipo di evento potesse avere questa caratteristica di continuità per creare un appuntamento fisso per noi veneti, ma per tutto il paese, e anche perché potesse avere poi una caratteristica di natura internazionale. Vorrei però aggiungere alle considerazioni che sono state svolte fino a qui, che condivido naturalmente in toto. Nella mia veste anche di assessore alle attività produttive, volevo sottolineare quanto l'elemento enogastronomico in realtà porti con sé elementi non solo legati alla piacevolezza della tavola, ma elementi di carattere economico di assoluto rilievo per i nostri territori. Al netto di quelli che possono essere gli elementi di maggior visibilità, l'esportazione del prodotto, la vendita del prodotto. Pensate qui a Treviso quello che può contare sul prosecco, il radicchio rosso e altre eccellenze del territorio. Io vorrei sottolineare un elemento che è assolutamente attuale, di qualche giorno fa, e riguarda il commercio trevigiano, il commercio della città di Treviso. Voi sapete che gli attuali provvedimenti prevedono che la ristorazione di sera non vi sia. Quindi i ristoranti non possono fare la cena in loco, in presenza. Mentre le altre attività commerciali nell'attuale zona gialla che prevede che è in Veneto, in realtà possono tenere aperto. Ecco che l'altro giorno un'associazione di commercianti mi dice: noi stiamo pensando di chiudere insieme ai locali alle 18, perché senza i locali, quindi senza la possibilità di intrattenersi in città anche successivamente all'orario, noi abbiamo visto che la città si svuota. Questo lo dico per far capire quanto nella nostra cultura l'elemento enogastronomico, oltre all'elemento diretto, di più di immediata evidenza, sia un elemento di traino per il mondo economico in generale. Noi abbiamo, come vi dicevo, nel nostro centro città una riflessione di alcuni commercianti che fanno tutt'altro rispetto all'enogastronomia, che dicono, in considerazione dell'abitudine del trevigiano e di chi frequenta la città di accedere all'aperitivo, alla cena e quindi in precedenza a quell'orario di frequentare la città, non avendo quella possibilità pensiamo anche noi di chiudere alle 18. Questo per far capire quanto l'elemento enogastronomico sia di traino sociale alle nostre abitudini. Se è vero questo, vuol dire che investire nella promozione, nello sviluppo, nella visibilità del mondo enogastronomico non è a servizio solo di quel mondo, ma è a servizio di un indotto che serve a far crescere e a sviluppare economicamente l'intera nostra comunità. Nell'ambito della visibilità, naturalmente, e quindi nell'ambito della possibilità di parlarne, incardino perfettamente questo nostro incontro odierno, e quindi vi faccio i complimenti non solo per il tema specifico, ma come appena detto anche per tutto quello che questa tematica può aiutare a sviluppare nel momento in cui, e speriamo sia assolutamente in un tempo vicino, la possibilità di ritornare alle nostre consuete abitudini. Speriamo, ce l'auguriamo un po' tutti, ma nel frattempo continuiamo a parlarne sicuramente, a cercare, tanto noi veneti, tra virgolette, siamo abituati un po' a rimboccarci le maniche, a inventarci sicuramente qualcosa, anche sul versante food, ma non solo. Quindi, come abbiamo detto, appunto, è importante comunque parlarne e fare tenere alta l'attenzione. Tra tutte queste cose, ovviamente, l'ha citato anche il vice sindaco, il prosecco, comunque quello che può essere il settore wine. Ed è per questo che passo la parola a Federico Menetto, imprenditore Idea Food and Beverage e del progetto Humus Venezia. Federico, a te la parola, perché sappiamo che noi abbiamo questa... i miei colleghi da tutta Italia mi dicono sempre: quando è che ci mandi un prosecco, qualcosa? Quando è che veniamo su in Veneto a bere qualcosa? Quindi abbiamo questa nomea positiva, per fortuna, e possiamo svilupparla bene anche in questo momento storico particolare.
Federico, devi accendere il microfono, altrimenti non ti sentiamo. Vi ringrazio, eccomi, ringrazio Paolo per l'invito, ringrazio tutti, vi ho ascoltato, credo che il messaggio che sta dando a chiare lettere in questo momento Emanuele Mazzaro, che è con noi, e dice che siamo custodi dell'Adriatico, siamo effettivamente custodi di una tradizione, non trovo parole più adatte per dire il ruolo che il Veneto ha rispetto alle tradizioni millenarie della propria cucina e anche della propria tradizione di godere, che fa parte un po' del nostro modo che abbiamo ereditato, che è nel nostro DNA, probabilmente lo ricordiamo tutti un po', chi ci ha preceduto, i dogi della Repubblica Veneta avevano questa idea di vita come vita di godimento e non di patimento, e di questo evidentemente siamo custodi. Con piacere noto la vision del mercato ittico di Chioggia di prendere e diventare leader di questa idea di custodia, ma anche innovatori perché evidentemente per primo il viaggio di Marco Polo porta in Italia e in Europa una serie straordinaria di innovazioni che ne fa della nostra cucina un'idea fusion, un'idea di mettere insieme non solo ingredienti ma culture e valori. E un tema, occorre evidentemente fare un plauso non solo ai contadini ma agli artigiani, ai cuochi, agli chef che ogni giorno, soprattutto in questo periodo, che sono probabilmente la categoria che ha più sofferto in questo lockdown, come diceva giustamente il vice sindaco di Treviso, ma sono loro che rendono grande le nostre tradizioni. Evidentemente non ci sarebbe grande cucina senza un grande chef, questo non c'è ombra di dubbio. E loro diventano per cui prima gli innovatori, per cui regalandoci una serie di nuove ricette, di nuovi format, e dall'altra custodi delle tradizioni quando, come ha giustamente detto Renato, ripercorrono ricette, ripercorrono modalità, tradizioni, queste caratteristiche che noi conosciamo bene nella nostra tavola, perché fa parte della nostra tradizione, pranzare, cenare con la nostra famiglia, dove i nostri padri, i nostri nonni ci hanno educato. E un ultimo spot, chiaramente lo vorrei fare a questo nuovo format a cui ho partecipato, per poter dar vita a un'ulteriore forma di educazione al gusto e anche comunicazione, e questo hummus è un format che è nato all'interno dell'Università di Venezia, allo UAV, in zona Santa Marta, all'interno di questo campus universitario dove oltre 600 ragazzi sono stanziali per la loro vita, vengono da tutto il mondo per studiare a Venezia. E quest'idea di campus dove la comunità degli studenti dell'Azerbaigian piuttosto che quella del Kazakistan, o i ragazzi spagnoli, olandesi, messicani che vengono in Italia per studiare le nostre tradizioni e la nostra cultura, perché sono lì per fare principalmente architettura, la moda, le nostre tradizioni, hanno la possibilità di interfacciarsi con questo format che proprio prende nome hummus, come l'idea dell'inizio, l'idea di dove si può educare, dove può nascere una nuova identità, un nuovo gusto, e appunto si sono riprese alcune tradizioni grazie allo chef che cito, che si chiama Cristian Scarpa, che è nato a Pelestrina, e che lì ogni giorno si inventa qualche nuova idea
la condisce con qualche elemento fusion per poter essere più comprensibile a chi viene dal resto del mondo, e mette insieme grandi ingredienti, grande sapienza culturale e poi una buona capacità di comunicazione che porta evidentemente alla portata social di questa nuova generazione tutta una serie di ricette. Dunque l'invito è di ritrovarci offline a Santa Marta per tutti. Il secondo è rimaniamo custodi delle nostre tradizioni, come abbiamo imparato bene oggi dall'intervento di Emanuele, e di sicuro volevo concludere con un piccolo pensiero, che in questo momento qui custodire e innovare significa anche non sprecare. Mi è piaciuto molto la campagna che avete lanciato, mi ha colpito, e ha colpito soprattutto le mie figlie, che sono poi le più sensibili nella mia famiglia, l'idea di poter non sprecare. Questo credo che è un plauso a Paolo e a tutta l'organizzazione di farci riflettere, no? Di quanto cibo sprechiamo, di quanto cibo potremmo non sprecare, e per cui di dedicare una parte della nostra giornata non solo a dire cosa posso fare domani guardando ciò che abbiamo in frigo, ma probabilmente nelle nostre attività, parlo di quelle di tutti, immagino il mercato ittico, no? Immagino le grandi piazze, quanto potrebbe fare contro lo spreco alimentare e forse l'aiuto a chi oggi è anche in difficoltà, perché alcune famiglie oggi effettivamente, causa Covid, sono davvero in difficoltà, per cui quel poco spreco che noi potremmo avere potrebbe invece dare un aiuto a grandi famiglie. Dunque un plauso a Paolo e all'organizzazione per questa iniziativa che mi ha veramente sensibilizzato e mi ha focalizzato su un tema che è molto chiacchierato ma che poi in pochi prendono sul serio. Grazie. Grazie Federico. A questo proposito, Paolo, so che tu volevi fare una domanda, se non sbaglio, quindi a te la parola. Io vorrei approfittarne per fare a tutti una domandina, e volevo iniziare, diciamo, proprio da Emanuele, dal direttore Mazzaro, che quest'anno è stato festeggiato il 60° anniversario del mercato, pur con tutte le restrizioni in grande stile. Ecco, abbiamo saputo che comunque l'attività del mercato non si ferma, anzi avete intenzione di rilanciare già per il 2021 un ambizioso progetto che prenderà, se non sbaglio nome, spunto da quello che è il claim del mercato, quindi dal 1960 custodi della Adriatico. Non so se il direttore può darci qualche anticipazione e se anche può raccontarci in breve l'esperimento che sta nascendo a Chioggia di questo progetto Marginet, ovvero sia produrre dal polistirolo combustibile per le barche, quindi anche grossa attenzione alla sostenibilità. Sì, allora, quest'anno abbiamo festeggiato i 60 anni, è stato un festeggiamento particolare perché ci sarebbe piaciuto condividere con molte persone, con poi i protagonisti della filiera, i pescatori in particolare, i festeggiamenti. Non è potuto avvenire, abbiamo fatto un festeggiamento con la diretta in streaming e con i relatori, è venuto fuori molto bene, però ecco, è stato ovviamente una forma particolare. 60 anni di questo mercato che si deve aprire, si vuole aprire verso il futuro in qualche modo, senza dimenticare ovviamente la tradizione. Custodi dell'Adriatico è un po' questo il senso, quindi custodire la tradizione di questa umanità che sta all'interno del mercato, che è fatta da persone con esperienza totalmente diversa, che fa un lavoro anche molto diverso, perché c'è chi esce tutte le notti per pescare la mattina con qualsiasi tempo, c'è chi si alza la mattina per vendere il prodotto che è stato acquistato, quindi ci sono anche i curiosi che vengono a vedere, ecco, magari col Covid un po' meno, ma c'è un po' tutta un'umanità incredibile che secondo me ognuno di noi una volta nella vita potrebbe vedere e rimarrebbe affascinato con tutte le proprie contraddizioni. In questa
tradizione poi che è tipica di tutti i mercati, poi in un mercato così grande ancora di più, noi stiamo cercando di appunto aprirci un po' al futuro attraverso anche un'idea di la possibilità magari di vendere il prodotto da remoto, di riuscire a commercializzare con l'estero in modo un po' più approfondito, con un'immagine del mercato moderna che mantiene appunto le tradizioni ma si apre al futuro. E poi anche con un'attenzione magari per una pesca sostenibile. Abbiamo una serie di progetti che devono aiutarci e devono andare verso questo tentativo di una pesca sostenibile e di un mercato sostenibile e che consenta chiaramente la commercializzazione del prodotto e il sostentamento di tutti, ma sempre in modo sostenibile. Infatti, tra le varie cose, poi arriverò a quello che dicevi tu, Paolo, stiamo cercando di elaborare delle aree di stoccaggio dei rifiuti all'interno del mercato, ma soprattutto un'area di stoccaggio che riguardi proprio quei prodotti che gli stessi pescatori pescano dal fondo del mare, perché è una cosa che forse molti non sanno, ma i pescatori fanno anche questa attività, cioè pescano quello che è stato buttato nei secoli tempi addietro nei mari, e soprattutto plastica, soprattutto rifiuti, che vengono poi riportati nelle banchine, e questi rifiuti devono essere stoccati. Ecco, questa quindi è anche un'attività di pulizia del mare. E poi c'è questa idea che abbiamo, che è quello di riuscire a trasformare. Noi purtroppo, per fortuna, insomma, abbiamo un grande quantitativo di cassette di polistirolo, ma in generale di plastica di cui facciamo utilizzo. Chiaramente le stocchiamo, le buttiamo via, ma questo progetto ci consentirebbe di trasformare il polistirolo e la plastica in carburante, in gasolio marino, ma anche gasolio più raffinato, quindi carburante più raffinato, fino ad arrivare addirittura alla benzina. Questo è un prototipo che, se non ci fosse stato il Covid, avremmo già potuto installare nei pressi del mercato e provare. È un po' ritardato, ma non ci scoraggiamo, e nei prossimi mesi, spero entro l'anno, riusciremo a promuovere questo che è un prototipo, per vedere come funziona. In un lasso di tempo limitato, in qualche ora, si riesce a trasformare attraverso la pirolisi, che è un procedimento di distruzione della plastica e del polistirolo in assenza di ossigeno, trasformare quindi i rifiuti in gasolio riutilizzabile, non solo gasolio marino, ma anche più diciamo, elaborato, e quindi anche benzina. E questo per noi sarebbe già una grande possibilità, che è quello di non quindi buttare via tutte queste quantitativo industriale che abbiamo di cassette di polistirolo, ma riutilizzarle. A questo poi concludo, anche l'idea comunque dell'attenzione verso il prodotto, perché noi vendiamo il pesce, vendiamo il prodotto ittico, ma ci piacerebbe anche riuscire a vendere un prodotto ittico che, creando la cultura anche nelle persone che poi vanno nei supermercati o nei ristoranti a acquistare pesce o mangiare pesce, e quindi riuscendo anche a tracciare, quindi a fare un vero e proprio tracciamento del prodotto, di modo da identificare, magari attraverso un sistema di banca dati, dove è stato pescato quel pesce, da chi, da quale armatore, da quale barca, il tipo di prodotto qual è, quali sono le caratteristiche organolettiche, e tutto questo attraverso l'utilizzo, per esempio, di dei QR code da mettere all'interno delle etichette che possono poi essere utilizzate anche nei supermercati. Quindi l'idea sarebbe anche quella di fare un tracciamento per cui il cliente del supermercato, attraverso la barra, attraverso il QR code, sa esattamente dove la zona di pesca in modo specifico, perché adesso si sa solamente la zona di pesca in generale, qual è stata la barca, chi è il proprietario della barca, quindi chi è l'armatore, il quantitativo, quando è stato pescato, e magari, per esempio, perché no, collegare anche le tipologie di ricette con quel tipo di prodotto, quindi aiutare anche il consumatore finale a creare una cultura e avere proprio l'idea del tracciamento del prodotto. Questi sono dei progetti, sono delle idee, ma insomma ci stiamo lavorando, e io ho speranza che riusciremo a aprire il mercato al futuro, sempre garantendo però un'attenzione verso una pesca sempre sostenibile e per l'ambiente.
Io ne approfitto per chiedere a Renato se appunto c'è anche questa attenzione per quanto riguarda il prodotto di cui abbiamo parlato, o se comunque tu nei tuoi comunque racconti giornalistici trovi che ultimamente ci sia veramente una grande attenzione legata alla cultura del cibo anche per quanto riguarda la sostenibilità. Sono in movimento e mi sono perso una parte. Se ti riferisci a evitare gli sprechi, alla cultura contro gli sprechi, ti posso dire assolutamente di sì, che questo è un verbo sempre più diffuso, sempre più avvertito, e per esempio anche nell'organizzazione delle feste popolari c'è proprio in fase di impostazione questo presupposto, questa sensibilità, questa attenzione per rispettare l'ambiente, per evitare appunto consumi inutili, e un'ottimizzazione di tutte le risorse che stanno dietro alla produzione e appunto in questo caso anche del consumo collettivo. Ti riferivi a questo? Perché non ti sento in movimento, sì, purtroppo, perché devo volevo spostarmi da capire se un'altra era una parte cosa... e sono in macchina. Assolutamente, volevo capire se era proprio una cosa che andava di pari passo, assolutamente. Una domanda... Splendido, comunque è anche... Vai Paolo. Una domanda volevo farti, Renato. Renato è un grandissimo viaggiatore, oltre che anche un grandissimo narratore e dal mio punto di vista anche interprete di quella che è la cultura gastronomica del territorio, ma chiaramente chi ama il proprio territorio ama anche le altre culture. Lui forse è il più importante conoscitore di quella che è la situazione della cultura gastronomica degli altri paesi, perché è un grandissimo amante di tutte le cucine. Ma secondo te, Renato, che conosci bene questo territorio e hai avuto anche la fortuna e il privilegio di raccontarne anche degli altri, qual è il più importante tra i valori aggiunti che ha questo territorio dal punto di vista della cucina? Perché la cucina veneta è così ricca, no? È così veramente abbondante? Ecco. Qual è il vero tesoro che noi dobbiamo salvaguardare? Dunque, in una parola, io direi proprio l'identità. Il vero patrimonio della cucina veneta è l'identità, ma questa identità nasce come un valore povero, nasce come un qualcosa che è stato conservato e custodito da gente che faceva preparava questi piatti, queste ricette proprio per togliersi la fame. Poco fa ho partecipato a un'altra a una diretta e raccontavo per esempio la tradizione della polenta e renga, che quando dei tempi in cui si consumava appunto questo piatto appendendo la ringa al soffitto per non sprecarla, per non consumarla, perché durasse ancora di più, e la si tociava con la polenta. Ecco, questi sono i valori veri. Nasce, cioè, per raccordarmi anche a quello che si diceva prima, è proprio questo ottimizzare al massimo le risorse, che una volta era proprio una necessità, perché non ce n'era. E questo è rimasto un po' nella nostra cultura, nella nostra anima anche proprio popolare, come valore aggiunto. E da questo discendono tante altre cose, perché non a caso credo siamo una delle regioni dove i piatti poveri hanno ancora un grande risalto, hanno avuto una valorizzazione. Il progetto di cui parlavo prima ne è l'esempio, cioè il piatto più popolare dei bigoli credo non esista, eppure ogni anno questa cosa, il fatto che viene mostrato come vengono fatti al torchio, in diretta, è come dire non è solo spettacolo, perché poi chi vede si rende conto anche di che cos'è la qualità, di perché poi i prodotti sono così buoni, perché vedono come nascono. Difatti prima mi sono scordato di sottolineare un aspetto importante in tutto questo progetto,
lo show cooking fatto con i bigoli, per esempio negli alberghi, secondo me diventerebbe una grande curiosità da parte degli ospiti che arrivano da fuori regione o da fuori Italia, e organizzare, appunto, produrre la pasta anche davanti agli occhi dei turisti e degli ospiti termali. È uno degli obiettivi che si è proposto questo progetto, partendo proprio da il voler divulgare un brano di cultura materiale di questo territorio assolutamente significativo. Beh, direi che a parte che ci avete fatto venire fame, a parte che ogni volta, Paolo, in questa occasione, in questi webinar in cui parliamo della cucina veneta, vengono delle idee che speriamo di riuscire a trasformare prestissimo nel 2021 e magari dal vivo. E io vedo che il nostro tempo a disposizione è finito. No, Paolo, vai. No, io vorrei continuare. Vorresti continuare, ok. Sì, un pochino, perché non vedo l'assessore De Chicchi, non lo vedo più, non c'è, e allora volevo fare una domanda a Federico Menetto. Federico Menetto, io lo conosco dai tempi dell'università, adesso non stiamo a raccontare tutte le varie vicissitudini, ma è un po' come no, nel calcio ci sono quei calciatori totali. Federico è un grandissimo conoscitore di vino, è un grandissimo conoscitore della ristorazione, è stato direttore al tempo del Gran Caffè Pedrocchi, quando il Pedrocchi aveva, diciamo, un determinato peso. Io so che lui si impegna, no, sempre su differenti progetti perché non riesce a stare fermo. E tra l'altro, parlando di grandi prodotti, a me viene in mente un prodotto che, no, forse è nuovo sullo scacchiere del Veneto, che è la cozza Mitilla di Pellestrina. Pellestrina molti non la conoscono, l'hanno avuto modo di conoscere solamente in occasione, no, degli ultimi vicissitudini climatiche che hanno portato, no, al vero a un disastro. Però mi sembra che si stanno rimboccando veramente le mani, e questo prodotto potrebbe spingere Pellestrina, che sia un'isola di fronte a Chioggia ma ha la sua precisa identità. Queste che vediamo mi sembra invece sono le ostriche rosa, quelle Tarburiec del delta del Po, quindi magari se la regia riesce a trovare un Pellestrina da qualche parte. Comunque, Federico, cosa ci racconti di questa cozza Mitilla di Pellestrina? Non hai l'audio? Ecco. Ti ringrazio Paolo, grazie dell'assist. Pellestrina è un'isola importante per il litorale della Laguna Veneta, nel senso che con la sua fisicità crea quell'ambiente che noi conosciamo come Laguna Veneta, ed è un patrimonio straordinario di biodiversità e di produzione, come prima giustamente il direttore del mercato ittico ci ha ricordato. No, una zona di assoluta produzione di piccolissime qualità e quantità di pesce, che poi vengono portate al mercato ittico di Chioggia e vengono vendute. Mitilla fa parte di queste piccole produzioni, ha una identità di 3 generazioni su cui il popolo di Pellestrina tutto ha fondato una parte della propria economia proprio in quello che è l'allevamento delle cozze. Le cozze si allevano, dunque hanno una precisa disciplinare di produzione, vengono allevate sia in laguna che in mare. Diciamo che dai primi anni 90 la famiglia Busetto ha portato l'allevamento in mare. Questo garantisce sostanzialmente accorcia la filiera e permette alla cozza di non essere stabulata a terra. Dunque, come si dice oggi, non è uno slogan, dal mare alla tavola, non ha bisogno di particolari intermediazioni. Viene evidentemente portata al mercato ittico per essere venduta, questo appunto dà il valore
il valore aggiunto che il mercato ittico di Chioggia dà ai nostri prodotti, e da lì poi parte per i ristoranti e per le pescherie e i supermercati, la grande distribuzione. Proprio oggi Lorenzo mi ha chiamato e mi ha mandato una foto che erano a Spinea entrando per la prima volta ai supermercati PAM, sempre una filiera del territorio, la cito per questo motivo, non solo per fare pubblicità, però perché il nostro territorio, il territorio veneto, è anche, diciamo, anche su questo, proprio sulla grande distribuzione, ha dato origine, alcune famiglie ha dato origine a queste filiere che portano i prodotti del Veneto poi in tutta Italia grazie alle loro insegne della grande distribuzione. C'è solo PAM, c'è Ali, ce ne sono tanti altri, e è fondamentale. Questo non, diciamo, se no i nostri prodotti rimarrebbero così probabilmente come la pasta fresca, come il vino, come il prosecco, come tutti gli altri prodotti, rimarrebbero in questa regione. Invece grazie alle catene distributive queste diventano capillari in tutto il territorio nazionale. Che cos'è Mitilla rispetto alla produzione? È un prodotto, una nicchia del prodotto che si alleva a Pellestrina. Ci sono tantissimi produttori, in particolare la famiglia Busetto di Lorenzo si è creato un particolare disciplinare per avere una super selezione, così come capita nel vino, che esiste il Prosecco di Valdobbiadene, il Conegliano, il Prosecco di Asolo, esiste anche il Prosecco di Cartizze, che sapete essere il non più ultra di chi vuol bere. Dunque, per chi vuol trovare una particolare selezione, una particolare qualità, diciamo sceglie Mitilla. Soprattutto i grandi chef, anche qui sono stati interpreti, gli Alaimo, Massimo Bottura, sono interpreti di questo prodotto nei loro ristoranti, li trovate, e anche lo potete poi scoprire in pescheria. È un esempio anche qui della capacità degli imprenditori veneti poi di trovare una propria identità, riscoprendo le tradizioni, facendosene custodi e innovandole attraverso percorsi virtuosi di comunicazione o di anche trasformazione del prodotto, perché poi la Mitilla è anche oggetto di prodotti come il sugo, come il tortello ripieno di Mitilla, altri prodotti di tipo commerciale che si trovano, e questo crea valore nel mercato, perché giustamente, come poneva l'accento il direttore mercato ittico, il mercato tendenzialmente, soprattutto in periodi di crisi, tenderebbe a pagare sempre meno, a premiare sempre meno il produttore. Ma voi pensate, no? Se Lorenzo, che stanotte si è alzato all'1:30 di notte insieme a una comunità enorme di pescatori, è andata a pesca, torna, arriva verso le 7:30, 8 della giornata, per trovare prodotti che costano €1, €1,20, €1,50, una battaglia dei 10 centesimi. Cioè, pensate questo. Invece abbiamo bisogno che non solo il popolo veneto, ma il popolo italiano incominci a premiare le proprie produzioni, capendo che siamo dentro tutti quanti un contesto. Non si può fare, diciamo, immaginare di pagare poco la materia, perché prima o poi questo pagar poco in qualche maniera torna indietro. Bisogna pagare il giusto per avere, diciamo, compensare la fatica dei pescatori, per compensare la promozione degli intermediari e per arrivare alle nostre tavole secondo un giusto prezzo e un giusto peso, senza sprecare, perché poi è questa la questione vera. A volte un errore che compiono le massaie è quello di andare diciamo, a fare le spese e non aver contezza di quanto è la porzione. Uno compra, non so, 3 kg di cozze e poi magari ne mangia 2, non sa come conservarle e spreca. Invece io credo che
la cultura del cibo passi anche per la cultura della porzione, dunque che ci tiene un po' più in linea. Io non sono un bel esempio, ma da questo punto di vista neanche Paolo, però insomma gli altri interlocutori sicuramente sì, e sicuramente la cultura delle porzioni, per cui lancio una bella idea a Paolo per dire: cominciamo a parlare di quanto è una porzione di pasta, quanto è una porzione di moecche, quanto è una porzione di è meglio che non lo dica. Soprattutto di vino, che è quello che effettivamente probabilmente a me e Paolo ci concediamo un bicchiere sempre di troppo. Grazie Federico anche per aver lanciato anche quest'altra proposta, accanto a quella della comunicazione che io sposo appieno, ovviamente per forza di cose, perché è importante comunicare anche bene quello che facciamo, perché come hai detto tu c'è una schiera di persone che lavora dietro il food, che vanno valorizzate, così come i prodotti tipici, come i ristoranti, così come le attività commerciali, come abbiamo detto, compreso il mercato ittico. Allora, con queste provocazioni, con questo lancio, Paolo, io direi di chiudere questo secondo nostro webinar, così ricco di spunti e di iniziative sicuramente, e che coglieremo per portarle avanti e guardare a un 2021 diverso, ecco, diciamo così. Io ringrazio tutti, anche l'assessore Corazzari e il vice sindaco De Checchi, che purtroppo hanno degli altri impegni e quindi si sono dovuti scollegare. Ringrazio Renato, Emanuele Mazzaro, Federico Menetti, Paolo e ovviamente anche la regia che ci sta supportando, che dobbiamo ringraziare. E ci speriamo di vederci presto anche davanti a una tavola imbandita. Intanto grazie assolutamente e buona continuazione a tutti. Grazie. 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 Buona giornata. Un saluto a tutti, grazie. Grazie, saluto.